I toni sono duri e le intenzioni chiare. Lo stato di agitazione degli oltre 300 lavoratori del Teatro La Fenice, compresi soprattutto i musicisti dell'intera orchestra, si tradurrà in azione di lotta sindacale, dagli scioperi al sit-in fino a manifestazioni pubbliche. Obiettivo: la revoca immediata della nomina di Beatrice Venezzi a direttore musicale. Ci sarà un volantinaggio durante l'entrata del pubblico e poi alle 20, poco prima che il direttore salga sul podio, verrà letto un comunicato al pubblico presente sostanzialmente. Per adesso andiamo così. Il malumore diventa rottura aperta al Teatro La Fenice dopo la seconda assemblea generale convocata in 2 giorni, proclamato da musicisti e lavoratori tutti lo stato di agitazione permanente. Le maestranze accusano la governance della fondazione di aver imposto una scelta senza ascolto né dialogo. Il sovrintendente aveva promesso non più tardi della scorsa settimana un confronto con i lavoratori, perché aveva una serie di nomi sulla scrivania da valutare. Avrei alcuni nomi, ma io non voglio fare alcun nome perché poi non vorrei che sembrasse tirare la volata a qualcuno piuttosto che a qualcun altro. I nomi ci sono, avremmo dovuto confrontarci come aveva promesso il sovrintendente, in realtà questo non l'ha fatto e questo è stato l'inizio di un crash. La frattura tra la nuova direttrice designata, il cui debutto è previsto da ottobre 2026, e il cuore produttivo della Fenice appare ormai evidente. E noi negli anni abbiamo sempre richiesto un direttore musicale di altissimo livello, perché questa istituzione, come dicevo prima, lo merita perché è famosa nel mondo.